TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Si è conclusa ieri l'11ª edizione di Statistical, il Festival della Statistica e della Demografia promosso dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, dalla Società Italiana di Statistica SIS e dalla Società Statistica Corrado Gini, con il patrocinio della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, della Regione Veneto, della città di Treviso e della FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. Dal 16 al 19 ottobre la rassegna, unica al mondo per le sue caratteristiche, ha trasformato Treviso in un laboratorio diffuso di analisi e confronto sui temi più urgenti del nostro tempo, registrando numeri significativi, oltre 2000 presenze tra curiosi, appassionati ed esperti, un migliaio di bambini e ragazzi coinvolti, 4.000 spettatori in diretta streaming, oltre 10.000 visualizzazioni e centinaia di interazioni sui canali social. Cambiamo argomento. Pioggia di iniziative della Filca Veneto nella settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro dal 20 al 24 ottobre. La Federazione CISL delle costruzioni e del legno, in occasione della settimana dedicata alla sicurezza, rilancia un segnale per la vita, progetto avviato 4 anni fa in via sperimentale nelle province di Belluno e Treviso per permettere ai lavoratori di segnalare al sindacato in maniera anonima situazioni di rischio nei cantieri e nelle aziende, mettendo a disposizione dei lavoratori un numero WhatsApp e un portale all'interno del proprio sito che permette di segnalare situazioni di irregolarità e insicurezza. Da oggi il progetto si allarga all'intero territorio regionale, con un nuovo e unico numero, lo vedete in sovraimpressione 329 8750 902, per tutte le province venete, cui poter inviare le segnalazioni di situazioni di rischio, e il portale che dall'anno prossimo sarà ospitato in un nuovo sito che farà capo alla Filca nazionale. Parliamo di sanità. Il tour della prevenzione fa tappa a Villorba con un appuntamento dedicato alla salute della donna in occasione dell'Ottobre Rosa. L'incontro, gratuito fino a esaurimento posti dal titolo Agisci in tempo, previeni oggi, proteggi il tuo domani, che sarà focalizzato sulla sfera della salute della donna, si terrà venerdì 24 ottobre alle ore 20:30 presso la Barchessa di Villa Giovannina a Villorba, grazie alla partecipazione di 3 specialisti di Centro di Medicina Treviso. Filo conduttore l'intervista a Moira Bergamini, impiegata trevigiana che ha affrontato la lotta al tumore al seno. La sua testimonianza consentirà di affrontare temi quali l'importanza della diagnosi precoce, lo stile di vita e la storia familiare. Ci si concentrerà però anche su sfere altrettanto fondamentali della vita della donna, come la preservazione della sua fertilità, la sessualità e non ultimo il tema dell'affettività. Cambiamo decisamente argomento. Ottobre a Treviso è il mese in cui si celebra il tiramisù grazie a 2 eventi dedicati proprio al dolce trevigiano. Il Tiramisù Day, che si è tenuto domenica 5 ottobre, e la Tiramisù World Cup, che ha avuto luogo nel fine settimana dal 10 al 12 ottobre. Il tiramisù, lo ricordiamo, è nato a Treviso, come sancito anche da un atto notarile. Numerosi sono i luoghi in città che parlano della sua evoluzione nei secoli, fino ad arrivare al tiramisù legittimo delle beccherie, come scrisse l'enogastronomo Giuseppe Maffioli. Ultima data in programma del tour è sabato 25 ottobre, ore 15. Costo 9 € intero, 7 € dai 6 ai 14 anni e per persone con disabilità. Prenotazione obbligatoria. Yacht Treviso Centro, telefono 0422 595780, email info@turismotreviso.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.